Pensiero del giorno lunedì 14 luglio. Perdere tempo per il prossimo. Ciascuno di noi metta a servizio degli altri il dono che ha ricevuto come buon amministratore delle varie grazie di Dio. Prima Pietro 4:10. Avete mai pensato di mettere a disposizione degli altri qualche ora alla settimana per insegnare a chi non sa o non ha i mezzi per studiare? Avete un cuore particolarmente generoso? Non vi è mai venuto in mente di usare questa forza sana a favore dei poveri e degli emarginati e di restituire nel cuore delle persone il senso della dignità umana? Avete qualità particolari per consolare o per gestire la casa, per cucinare, per confezionare abiti utili con poco o per fare lavori manuali? Guardatevi intorno per vedere chi ha bisogno di voi. Provo dolore quando vedo che ci sono persone che cercano e insegnano come riempire il tempo libero. Noi cristiani non abbiamo tempo libero finché c'è sulla terra un malato, un affamato, un carcerato, un ignorante, un dubbioso, un triste, un drogato, un handicappato, un orfano, una vedova. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, gennaio 1979. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di Vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.